Nei giorni scorsi il sindaco di Agrigento Franco Miccichè ha incontrato una delegazione di musulmani residenti in città. Sono stati affrontati alcuni punti importanti, tra cui la creazione di una speciale area cimiteriale da adibire alla sepoltura dei defunti islamici. A quanto pare, lo stesso primo cittadino ha individuato l'area nei pressi di Piano Gatta, accanto all'attuale cimitero cittadino. Ma quali caratteristiche richiede la religione islamica? Tra le caratteristiche del cimitero per i musulmani c'è quella della sua specificità, cioè un'area ben delimitata e definita che deve essere completamente dedicata alla sepoltura dei soli musulmani, così da dare la possibilità ai membri della comunità di svolgere i riti della sepoltura e identificare facilmente l'area oltre a raccogliersi in preghiera. Fa parte del rito di sepoltura il rispetto della direzione in cui il volto e il corpo dei defunti vengono posizionati. La direzione è chiamata Qibla e punta verso la città sacra della Mecca, nell'attuale Arabia Saudita, e che si trova rispetto all'Italia a sud-ovest. Durante la preparazione della salma e della posa della bara ci si deve assicurare che la salma sia appoggiata sulla spalla destra e che il volto ed il corpo siano posizionati in modo tale che possono essere rivolti verso la Qibla. La salma dovrà obbligatoriamente essere seppellita con il metodo dell'inumazione, quindi in terra piena, con la testa rivolta chiaramente a sud-ovest, in modo che la stessa, una volta collocata definitivamente nella fossa, volga il viso verso sud-est, cioè verso la Mecca. Per la religione musulmana non sono previste lapidi, foto e fiori, salvo una semplice pietra con nome e date di nascita e morte. In qualche caso la tomba può essere contrassegnata con pietre in modo da segnalare il sesso di chi vi giace. Due pietre collocate alle estremità della tomba designano la sepoltura di un uomo. Se invece è presente una terza pietra al centro, allora si tratta di una donna. La sepoltura può quindi avvenire con il cadavere avvolto nel solo lenzuolo, come previsto dal rito musulmano, in una fossa standard. Nei paesi musulmani la salma viene adagiata su strato di foglie e coperta direttamente con lastre di pietra, quindi adagiata sul fianco se si tratta di un uomo, se invece si tratta di una donna invece sulla schiena, con il volto però sempre rivolto alla Mecca. Nel caso il cadavere fosse sepolto in bara, si mette della terra dentro la bara. Basta una quantità simbolica, il cadavere deve essere a contatto con la terra. La sepoltura islamica è definitiva, non prevede cioè riesumazione e la tomba si è riservata per sempre ad una sola persona. Per ovviare a questo si tratta la tomba come una tomba di famiglia, cioè a 99 anni, o si applica una tariffa per periodo prolungato in terra per circa 30 anni, eventualmente rinnovabile, ma prima o dopo quel posto sarà a disposizione di altri e a questo non si può porre rimedio. La sepoltura avviene entro le 24 ore dalla morte, nell'Islam è vietato cremare i morti o seppellirli sopra la terra. Infine il cimitero dovrà dotarsi di un ossario esclusivamente per i resti dei defunti musulmani. Infatti è fatto divieto dell'utilizzo dell'ossario misto. Occorrerà racchiudere i resti di ogni singola salma in un contenitore di legno con apposita etichettatura di nome e cognome prima di essere deposti nell'ossario prettamente musulmano.